faceva la fila fino a fuori, fino a un bel paio d'anni fa. Adesso giudicate voi. La fama, siamo alla fame completa. Insieme a Gianfranco e a Davide che vendono praticamente oggetti per i bambini, palloncini gonfiabili, ma la situazione davanti alla fiera campionaria qua nel 2017 qual è? È critica, perché non ci sono espositori, li hanno fatti scappare gli espositori purtroppo. All'interno i padiglioni della fiera, del quartiere fieristico di Viale Diaz, purtroppo non sono in condizioni ottimali, è stato detto anche alla Camera di Commercio, però quest'anno è stata comunque aperta, una fiera campionaria ridotta ai minimi termini, però se qua la gente non viene anche voi purtroppo morite di fame. Certo, ma che peggio. Rispetto al passato, lei che c'è quasi una vita qua a vendere i palloncini. Da piccolino io qui. Venivo con mio padre, purtroppo adesso è deceduto e continuo io. L'affluenza delle persone ovviamente... Non c'è. Perfetto. L'unico è sperare in Sant'Efisio, una sorta di miracolo. Sì, quello sì. Sperare in Sant'Efisio, poi fino alle 2 ovviamente buca e poi quando finisce Sant'Efisio in qualcosina si spera sempre che ci sia qualcosa in più. Voi rimarrete fino alle date conclusive della fiera, Sì. giusto? Cerchiamo di andare avanti anche se non c'è niente. Lo scorso anno, 2016, che già si sentivano i primi campanelli d'allarme della fiera della Sardegna, com'è stato? Com'è stato vissuto? Male. Nel senso che i guadagni sono stati male. bassi. Niente, guadagni, neanche i soldi ne abbiamo tornati, purtroppo. Però dobbiamo andare avanti, cercare di lavorare. Come potrebbe essere risolto, secondo voi, il problema della fiera campionaria, che ormai possiamo vedere appunto è spenta? Secondo me c'è poco da riparare. Secondo me devono comunque abbassare i prezzi degli stand interni. Per portare le persone da fuori devono comunque lasciare il biglietto libero, devono pubblicizzare la cosa, insomma. Va bene. Devono innovare le cose, gli stand, portare qualcosa di nuovo, anche solo se li scambi, non sempre lì le macchine e qui le collanine, scambiarli o portare altri prodotti comunque nuovi che insomma, qui in Sardegna siamo limitatissimi. Sono soprattutto i costi degli spazi interni che di fatto hanno... Questo carrello qua paga 800 euro, un carrello così, uno, se ne devi mettere due, mamma mia. Questo è per la durata della fiera, quindi? Sì, che fiera non è più, adesso si chiama Sardegna, neanche me lo ricordo. Sardegna in fiera, dal 27 aprile al 2 maggio. Ingresso libero, il biglietto ovviamente è stato eliminato, altrimenti non avrebbe senso che le persone appunto, paghino un biglietto per vedere pressoché nulla. Assolutamente. Abbiamo la mappa dove ci sono 4 stand. Allucinante, non si può vedere una mappa così. Prima c'era la gente sino ai parcheggi, adesso siamo alla fame più completa. Allucinante. Noi vi ringraziamo per questo vostro contributo e vi auguriamo davvero un in bocca al lupo. Grazie.